io vorrei usare solo una frase e lo dico con tutto il cuore perché lei sicuramente è una delle artiste più amate in Sardegna, Maria Giovanna Cherchi. Maria Giovanna, benvenuta in Storia! Che bello! Da Sassari, diciamolo! Meraviglioso! Il tuo Come pubblico? stai? Bene, sono proprio felice, è stata una bella stagione, ricca di tanti appuntamenti, di momenti di festa, di tanti incontri con i sardi e non, e adesso per chiudere in bellezza ci voleva la televisione. Esatto. Maria Giovanna, io voglio scambiare con te 2 chiacchiere, però prima ti voglio far cantare una bellissima canzone, ok? E Cantiamo. E poi scambiamo 2 chiacchiere, ok? Con piacere. Maria Giovanna Cherchi. Maria Giovanna. Grazie. Maria Giovanna, dovete sapere, è l'unica artista che ha avuto il privilegio di cantare con una persona piccola, il Papa. Abbiamo un piccolo video, Maria Giovanna. Lo guardiamo. Che bello, giusto sì. Un'emozione grande, grande. Siamo a Cagliari, la giornata ricorda il centenario dell'informazione della Madonna donaria, una delle emozioni più belle. Diciamo che c'erano 40 gradi all'ombra in quella giornata. Perché che mese era? Era...
Adesso credo fosse settembre, mi pare il 22 settembre, credo, caldissimo, non si potevano vedere le spalle, non si poteva vedere il collo, quindi è tutta accollata, un vestito lunghissimo, morivo dal caldo, pensavo di non riuscire a... C'erano poche persone anche, vero? Era insomma una Sardegna in festa, tante persone che davvero... E poi la cosa più bella è stata che la gente cantava, è stata davvero un'emozione, la condivisione, ecco, di quel canto che si è fatto preghiera. Le tue collaborazioni, Maria Giovanna, sono tantissime, iniziando da un grande cantautore sardo che è Piero Marras. Sì. Procurare e moderare è stato un video, io l'ho consumato quel video, bellissimo, veramente, veramente bello. Ma voglio ricordare un'altra tua collaborazione con un artista italiano che purtroppo abbiamo perso, una delle più belle voci italiane. Vero. Hai cantato Non poto reposare, sì, con Mango. Con Pino Mango, con Pino sì. Mango. Lui ci vuole questo applauso perché davvero la voce e l'anima di Pino se lo meritano. Ho potuto apprezzare davvero la grande personalità di un uomo fantastico. Lui davvero amava talmente tanto Non poto reposare, io ho detto primo, certo, cantiamola subito. E poi mi disse, però io voglio fare la mia versione. E in quel momento le gambe tremavano perché ho detto, Pino, Non poto reposare non si può toccare. Perché... E in effetti... invece lui ha detto io non la snaturerei mai una canzone così bella, però è riuscito nella sua grandezza comunque a darne una versione differente da tutte le altre. Un pezzettino, possiamo vedere Maria Giovanna Cherchi con Mango? Bellissima Maria Giovanna, veramente bella. Tu hai iniziato, Maria Giovanna, io me lo ricordo perché ci siamo conosciuti quando hai iniziato con il piano bar. Ho iniziato col piano bar, sì, con mio padre. Facevi soul, un po' i generi, è vero, sì. Mio padre era un cantante Sei rock degli anni 60 e quindi sì. Ho cominciato un po' con lui, come abbiamo fatto noi della nostra generazione. Però diciamo così che la mia primissima esibizione fu invece in sardo, cioè cantai per la prima volta in sardo. Ma è stata una tua scelta? Da sempre, da sempre, e anche ciò che mi piaceva ascoltare da bambina era quello, e quindi ho poi coltivato la passione di sempre, che è quella che oggi davvero mi regala tante soddisfazioni. Lasceresti questo genere se ti proponessero Sanremo? In italiano? L'ho detto sempre, in tante occasioni. Io ho sempre cantato in italiano, in inglese, senza problema. Però ho detto che se un giorno mi dovessero succederà questa possibilità, mi piacerebbe, diciamo, sarei molto più felice se potessi cantare in sardo. Assolutamente. Ti dico, quando andai ai Raccomandati insieme ai Ricchi e Poveri, il direttore dell'orchestra disse: perché lei vuole cantare in sardo? Lo sa, non arriverà a tutte le orecchie, ma non mi interessa, voglio cantare in sardo e basta. E così è stato. Assolutamente. E noi vogliamo che tu porti la nostra lingua. Maria Giovanna, noi vogliamo sentire un'altra canzone. Sì, una canzone di questo, permettimi, di questo disco che mi ha dato tante soddisfazioni. Il disco è intitolato Anima, ma da questo lavoro ho scelto il mio brano preferito, che è intitolato Sagrados Cantos. È un po' dedicata a quella che è l'anima più intima della Sardegna e dei sardi, scritta da Gino Marielli dei Tazenda e da Gabriele Oggiano. È davvero il mio saluto e il mio ringraziamento per l'affetto che mi riservate ogni giorno. Maria Giovanna Cherchi. Esrusinendre
La voce di Maria Giovanna Cherchi a Istoria. Grazie. No, grazie a te. Cristian. Grazie a te, Maria Giovanna. Grazie per questo spazio, Grazie per a te. averci dato ancora una volta la possibilità di incontrare tutta la Sardegna. Grazie a te, Maria Giovanna Cherchi. Rimani qua con me, perché Con piacere. ci colleghiamo.